Il Paleneolù, l'ultima stazione, l'ultimo treno da prendere per il Saviatesta Mantova di Capitan Leleco, che oggi ospita nella prima giornata di ritorno a Serie A New Energy lo Sporting Ciampino di mister Daniel Ibanez. Punti fondamentali con i virgiliani di mister Milella, che devono assolutamente tenere a casa la posta in palio. L'applauso, il saluto tra i capitani con il match che sarà diretto dal signor Giacomo Voltarelli di Treviso, Davide Plutino di Reggio Emilia, il crono Davide De Ninno di Varese. Andiamo con le formazioni. Sporting Ciampino con il numero 1 De Filippis, 3 Messina, 7 Fanelli, 10 Pina, con 11 Ferretti, 13 Palmegiani, con il 14 Lucas Diaz, con il 17 Casassa, 20 Joao Salla, 22 Faticuso, 31 Folco, 45 Carmeni. Sporting Ciampino 13esimo con 15 punti, 10 in più del Saviatesta Mantova, 15esimo penultimo con 5 punti, che schiera con il numero 2 Ricordi, con il 5 Capitan Leleco, 7 Baroni, 8 Donadoni, 9 Esulito, 11 Mascheroni, 12 Canta, 15 Salas, 17 De Lemos, 21 Ninz, 22 Donino, 88 Cabessa. Manca purtroppo il bomber della Serie A New Energy, Misel, infortunatosi la scorsa settimana, e assenza davvero importante per la formazione di mister Milella. Tra i pali con il 17 Casassa, poi Diaz, Joao Sala, il capitano Pina e il numero 11 Ferretti nel quintetto di partenza del Ciampino. Dalla parte opposta, Ricordi tra i pali, Mascherona, ultimo uomo di movimento in questo momento, Esulito, Cabessa ed Enrico Donin, il quintetto che schiera mister Milella per cercare di mettere in cascina la vittoria, la seconda vittoria, la terza se non fosse stato per il reclamo poi vinto dal Pesaro. Punti pesanti dunque, l'ho detto in settimana, anche il numero 2 Enrico Ricordi, il portiere Ricordi, che ha chiesto ai compagni di salire sull'ultimo treno in caso di sconfitta. Quest'oggi diventerebbe davvero difficile, se non impossibile, la scalata verso la salvezza. Attendiamo il fischio d'inizio qualche minuto prima delle 16, orario di inizio partita. Si è fretta di tornare a casa anche dal Neolù, e sarà Joao Salla a girare per Ferretti, Pina e Diaz, tutto il quartetto di movimento. Attenzione, subito il Ciampino con Ricordi che chiude la porta e si arrabbia, si alza anche dalla panca Capitan Leleco per la prima immediata disattenzione della difesa virgiliana, oggi in completo bianco con la striscia trasversale rossa. Intanto Cabessa a trovare il primo tiro. Siamo in diretta live su futsaltv.it, partita che è iniziata da qualche istante. Attenzione, Esulito, il tocco morbido, ancora bravo però il numero 17 Casassa a respingere la partita che si è subito infiammata, quella del Paleneolù. Dalla parte opposta anche il Ciampino di mister Daniel Ibanez cerca i punti in palio per chiudere i conti con la salvezza. Qui intanto il pallone è uscito, se ne ravvede il direttore di gara, non è totalmente d'accordo il numero 11 Ferretti, laterale comunque per la formazione di casa con Mattia Mascherona, che posizione il pallone sulla riga blu. Palla per Esulito, bravo qui Ferretti a chiudere la diagonale, poi ripartire allora il capitano Pina, viene però fermato dal recupero difensivo di Esulito. Dunque cambia nulla, intanto se n'è andato il primo minuto di gioco, la prima giornata di ritorno nella gara di andata. Vinse il Ciampino il debutto stagionale per 7-5, però oggi sarà tutta un'altra storia, ricordiamo, con l'assenza pesante di Misel tra le file della formazione del Mantova, un Mantova che ha cambiato anche il Ciampino, che ha salutato Angelo Schina in settimana. Reinventato di Ricordi per Cabessa, spalle alla porta, tiene bene il pallone il numero 88 Cabessa va a puntare Joao Salla, si lascia cadere, secondo il direttore di gara non c'è fallo, dunque potrà ripartire da fondo campo Mirko Casassa, il numero 17 portiere della formazione di mister Daniel Ibanez, che cerca di uscire dalla propria metacampo. Diaz, Ferretti, lo scambio con Capitan Pina, ancora per Ferretti attende il momento di compagni, ottimo il pallone qui in mezzo, c'è Joao Salla
ha tentato la conclusione invece il numero 14 Lucas Diaz. Altro pericolo scampato per la retroguardia biancorossa. Ciampino maglia gialla, pantaloncini neri, palla scodellata per Pinna che riesce a calciare, però non trova comunque lo specchio della porta. Ora ripartirà dalla sua area di pertinenza il portiere Ricordi, che ha già all'attivo un gol in questa stagione proprio qui, ma allora vestiva la maglia dell'Olimpia Verona nel derby del Riso, vinto proprio dal Mantova. Unica vittoria iscritta nella classifica mantovana. Ottimo Esulito, la palla in mezzo, la toccano quelli del Ciampino. Era buono lo spunto di Esulito. Un Mantova che è la peggior difesa con 92 gol subiti, deve fare molta attenzione nella retroguardia, però ha anche il quinto attacco all'attivo della Serie A New Energy con 51 gol fatti. Dall'altra parte 44 sono i gol segnati fin qui dallo Sporting Ciampino, 10 in più invece ne ha subiti alle spalle di Casassa e del numero 1 Andrea De Filippis, che è andato ad accomodarsi in panca ad osservare i suoi. Attenzione, Donin apre lo spazio, c'è il movimento bravo qui, Ferretti recupera palla il Ciampino con Pinna, si distende, siamo già dalla parte opposta del campo, nella metacampo virgiliana, il tiro di Pinna, il pallone arriva Diaz che lo fa sfilare in fallo laterale. Si accontenta dell'auto la formazione di mister Daniel Ibanez, con Diaz che va a recuperare il pallone a fondo campo davanti la tribuna dove sono assiepate i calorosi tifosi del Mantova. In un Pallaneolù, eccoli qua, un Pallaneolù anche oggi gremito in ogni ordine di posto. Il tocco per Pinna, la sponda non riuscita di Joao Salla, Ferretti si coordina ed è ottimo Ricordi in due tempi a mettere giù il pallone. Donin per Cabessa, deve distendersi il Mantova, lo fa con Esulito che cerca di invitare Donin, che lo invitava invece ad un passaggio lungo linea sulla corsia di destra. Non cambia nulla nel risultato, 16:52 da giocare, ancora ancorato sullo 0 di partenza lo score di questa prima giornata di ritorno in diretta live su Futsal TV dal Pallaneolù di Mantova, con la voce di Stefano Testone che vi racconta le emozioni di questa sfida della massima serie, una massima serie che la scorsa settimana ha visto qui il Mantova perdere in casa la sfida contro la Came Treviso, una sconfitta pagata non solo dal punto di vista del risultato ma anche dell'infortunio, ricordiamo, di Misele, oggi grandi assenze. Cabessa si tiene il pallone, si coordina, si gira, Mascherona gira dall'altro lato per Esulito va a puntare Pinna, Esulito si accentra, Esulito lo scarica ancora a sinistra per Mascherona che gira subito per Donin, torna da Mascherona, Esulito, siamo già dalla parte opposta del campo, c'è la corsia di destra con Esulito, il tunnel fermato però dal recupero di Ferretti, poi ripartire la Pinna, Joao Sala si apre dalla parte opposta, c'è Diaz, il tiro e il vantaggio ha segnato il Ciampino con il suo capitano, il numero 10 Pinna. Minuto 3:50 e dunque trova il vantaggio la formazione laziale. Una percussione di Capitan Pinna che poi va a accomodarsi in tribuna, entra Giovanni Messina per Pinna, è il gol numero 12, miglior marcatore della formazione di mister Ibanez. Doccia fredda per il Mantova che si trova subito a rincorrere, dovrà metterci testa. 93esimo gol subito per la formazione virgiliana che ora però cerca di attaccare con Cabessa sotto la nostra postazione, lo scambio non riuscito con Donin, bravo Donin a cercare di recuperare il pallone, Joao Sale lo tiene in gioco, lo scambio sul fondo per Ferretti, mette in mezzo un pallone dove però non arriva alcun compagno, si era tardato. Ha segnato il Ciampino con il suo capitano, il numero Salas e De Lemos. Era già entrato Capitan Leleco che alza il baricentro della sua squadra servendo De Lemos, lo scambio con Salas va via sulla corsia di sinistra, viene fermato in scivolata, ancora Leleco che va a calciare, non trova però lo specchio della porta, avrà una deviazione che non c'è stata, giusta la segnalazione del primo direttore di gara, il signor Voltarella di Treviso. Rischia il Ciampino, Casassa per Ferretti, non può toccare il pallone ma c'è lì in agguato il comando di squadra, il numero 20 Joao Salla, rischia ancora e perde il pallone. Un Ciampino che non ha trovato la giusta velocità per
uscire dalla propria area. Intanto si fa sentire il pubblico biancorosso che chiede a gran voce il gol del pari ai propri beniamini. De Lemos, lo scambio per Salas che va dietro verso Baroni, Leleco ora, Salas, ancora De Lemos, Salas, lo scambio per Baroni che viene anche spinto e tiene comunque vivo il pallone per i suoi. Salas si accentra, scarica per Thiago De Lemos, avanti verso Baroni che si gira, si prende una deviazione, bravo però Casassa ad uscire dai propri pali, a pionare il pallone, poi a rilanciarlo lungo però sulla testa di Ricordi che rilancia preciso per Lemos, la giocata di Lemos, la gamba tesa non ravvisata dal direttore di gara, proteste vane allora dei virgiliani che ora tornano a difendersi. Diaz si fa vedere dietro Messina che cercava il lancio lungo per il numero 20 João Salla. Si alza intanto un nuovo giocatore per la formazione di mister Daniel Ibanez che ora difende nella propria metà campo. Leleco De Lemos scarica dalla parte opposta per Salas si accentra, va sulla corsia di destra, c'è la scivolata pulita sul pallone di João Salla, soltanto fallo laterale. João Salla va ad aiutare Salas ad rialzarsi, pallone scivolata pulita, viene anche redarguito Salas per una protesta dal direttore di gara, arriva un cenno di ok, è solo fallo laterale, comunque viene ravvisata la posizione della battuta di questa palla inattiva. Salas in mezzo, la deviazione in uscita del numero 3 Messina. Leleco, ancora deviazione con la parte alta della traversa che viene colpita da Leleco, un tiro arrivato lì all'ultimo con tanto di deviazione, vicina al pari la formazione virgiliana, basta decidere dove verrà posizionato il pallone per battere l'angolo. Se ne incarica ancora della battuta Thiago De Lemos che viene servito dal tecnico laziale, avanti, vantaggio, quindi Salas aveva trovato lo spazio per andare a calciare, no, però ha trovato i pali permettendo allora a Casassa, mentre entra il numero 22 Simone Faticuso, 2 gol per lui, qui intanto l'errore, il pallone per Faticuso impreciso. De Lemos va via, De Lemos il tiro respinto, palla ancora viva per il Mantova con Salas che va a murarsi, scontrarsi, De Lemos lo recupera ma è bravo qui Faticuso ad uscire bene dalla morsa doppia di Salas e De Lemos e a prendersi il primo fallo. 13:37 da giocare sul cronometro, primo fallo di una partita fin qui corretta con lo Sporting Ciampino avanti 1-0 grazie al sigillo di Capitan Pina. Recupera Salas in mezzo, Casassa mette fuori il pallone e questo è un altro brivido per la difesa del Ciampino da segnalare per gli highlights. Quindi tanto il tiro, ancora una deviazione questa volta di João Salla, insiste ora il Mantova che vuole il gol del pari, lo merita per quanto stiamo vedendo in questi frangenti di sfida. Baroni, la scodellata per Leleco che si coordina bene, calcia potente ma altissimo. Allora Casassa, lungo per Messina che mette giù bene il pallone ma poi Leleco lo sparacchia fuori in fallo laterale. Il dirigente virgiliano va a recuperare la palla che si è persa nei meandri dei magazzini del Pallaneolù, teatro di questa prima giornata di ritorno tra Saviatesta Mantova e Sporting Ciampino. Palla scodellata per João Salla, il pallone è uscito, arriva dopo qualche secondo la segnalazione del direttore di gara e allora si ripartirà con Ricordi mentre sono rialzati, si è rialzato Cabessa per tornare in campo, poi ci sarà anche il debutto di Donadoni. Palla per Sala, spinto Leleco, imbucata per Thiago De Lemos che non riesce a tenere vivo il pallone. Mister Milella dalla sua panca dà indicazioni ai suoi giocatori. Conta il direttore di gara Casassa, invita Faticuso a correre, tanto è entrato anche, nuovamente è entrato Gabriel Pinna, il capitano del Ciampino,
è il marcatore che sta decidendo fin qui la gara. De Lemos, 12:45 da giocare, 1-0 Ciampino. In casa del Mantova, l'Eleco per Salas che tiene in vita il pallone per i suoi, guardato a vista dal numero 20 João Salas, carica dalla parte opposta, va via Baroni, però Casassa fa buona guardia, esce a protezione del pallone che esce, lo prende in mano, pronto a rilanciarlo, comodo per il capitano Pina, faticoso, Pina cerca di correre faticoso, poi ricordi dalla parte opposta, protegge la sfera, si prende il pallone, lo scarica subito a destra per l'Eleco, si è rialzato anche Esulito. De Lemos si è contento di una rimessa laterale, l'ultimo tocco del numero 22 giallo-nero faticoso. Laterale proprio qui sotto la nostra postazione con il numero 17 De Lemos che va dietro da Salas. Lo scarico a destra verso l'Eleco che va ancora al centro da Salas, l'Eleco ora cambia lato verso Baroni, lasciato libero della retroguardia della Ciampino, il tiro di Baroni, sinistro potente che si spegne di poco a lato, intanto va a rifidare in panca il 7 biancorosso con il debutto quest'oggi per il numero 8 Donadoni. Nel replay intanto rivediamo il tiro di De Lemos. Torniamo live con qualche protesta virgiliana per una rimessa laterale non assegnata alla formazione di casa. Riparte il Ciampino con Casassa, rilancio comodo direttamente tra le mani di Ricordi che apre verso l'Eleco, giro palla del Mantova a sinistra verso Tiago De Lemos che prolunga avanti verso Salas, spalle alla porta Salas, va dietro dall'Eleco, viene però anticipato da João Sala, faticoso João Sala, un contropiede con il destro che esce di un nulla, brividi per Ricordi, lo rivediamo nel replay, tiro fuori di pochissimo a lato, intanto è rientrato Cabessa al posto di Salas, si riaccomoda in panca Esulito, pronto a rientrare tra qualche istante sicuramente l'Eleco. Donadoni, Lemos avanti per Cabessa, Cabessa protegge il pallone, viene spinto Cabessa, il tiro di Casassa, la risposta doppia di Casassa, ci stava qui sicuramente un fallo ai danni di Cabessa, protesta anche João Sala, si sono tirati la maglia a vicenda i due giocatori, il 20 del Ciampino e l'88 del Mantova. Se la ride João Sala, si scambieranno magari poi le maglie a fine partita, non varia intanto il risultato, 1-0, sempre il vantaggio del Ciampino, ottima la doppia risposta di Casassa, palla in mezzo con l'Eleco che fa velo e poi non riesce a toccare il pallone Cabessa con una deviazione di Diaz, l'Eleco torna a spingere il Mantova, formazione del Saviatesta, vuole il gol del pari, palla per Cabessa, la giocata di Cabessa in mezzo per Lemos e con un pizzico di fortuna è bravissimo però Casassa a dire di no con il piede, palla per l'Eleco che si aggiusta il pallone, cerca un sinistro piazzato ma faticoso in uscita dalla propria area, mette in fallo laterale. 50 secondi ancora da giocare in questo primo quarto di gara. De Lemos per Cabessa, l'Eleco, il tiro, il palo con l'Eleco e ancora Casassa a dire di no, anche sfortunato il Mantova che non ha saputo trovare la via del pari. Intanto arriva il time out chiesto da mister Daniel Ibanez per il Ciampino. Abbiamo rivisto nel replay intanto la doppia occasione di pochi istanti fa con Cabessa, prima l'Eleco che ha trovato il palo e poi ancora il capitano insomma che ha trovato un ottimo Casassa. Qui inquadrata intanto la formazione di mister Pino Mirella a raccolta proprio con il tecnico pugliese per cambiare qualcosa. Mantova che ha subito il gol in avvio ma che comunque ha saputo reagire creando un paio di occasioni importanti, trovando anche un'asta e un palo con l'Eleco, dunque le occasioni ci sono state, mancato soltanto il guizzo del gol. Minuto di sospensione con la sirena che riporta in campo le due formazioni, dunque a 10:30 si ripartirà in questa sfida, prima giornata di ritorno alla Serie A New Energy con Capitan Pinna
a far ripartire il cronometro, dietro per il rientrante Ferretti, palla cercata lunga di Diaz che non trova un compagno, ricordi per Donin, De Lemos, Donadoni, De Lemos ancora, De Lemos scarica a destra per Donin che va invece per via orizzontale verso Cabeza, Donin, Cabeza, Donadoni, ancora Donin avanza, puntato dal capitano Pina, Donin a calciare, il pallone viene fermato, Donadoni per De Lemos che scarica, c'è una deviazione, si prende il laterale il giocatore di Mantova, anzi no, si continua a giocare, Cabeza dietro a scaricare per Donin, riparte l'azione. Meno di 10 minuti qui, Donin cerca di saltare Pinna, Donadoni viene fermato, Donadoni poi tocca per poco il pallone, è bravo a restare in piedi Ferretti, a giocare difficile perché regala un pallone al giocatore numero 17 del Mantova, errore di Ferretti, anzi no, il tocco è di De Lemos, dunque la rimessa laterale per il Ciampino con Ferretti richiamato anche dal suo allenatore, una maggiore attenzione, 9:32 da giocare. Ferretti, ancora il contrasto con De Lemos, rimessa dal fondo, Mirko Casassa si prende il pallone, farà ripartire il cronometro con il possesso palla e il vantaggio per 1-0 del suo Ciampino. Casassa lungo direttamente tra le mani di Ricordi, stava per rischiare un'infrazione di 4 secondi. Donadoni, impreciso il tentativo di servizio per Cabeza che applaude comunque, fuori De Lemos, rientra Esulito, si fanno sentire ancora i tifosi virgiliani, forza ragazzi, vogliono lottare fino all'ultimo. Intanto il numero 22 Faticuso è stato invitato dal suo tecnico a sistemarsi la maglia di portiere di movimento. Vediamo, sarà una tattica da adoperare in questo finale di tempo. Intanto non c'è il fallo, non evita però Donin il corner, rimane a terra il capitano Pina, autore del gol ad inizio gara che sta decidendo questo match. Viene intanto invitato ad asciugare il terreno di gioco anche dal tecnico del Ciampino che chiede lo scoppettone. Si danno il 5 a Joao Salla e l'Eleco. Entrano intanto i sanitari del Mantova, rimane a terra, lo vedete inquadrato il capitano Pina, 12 gol per lui quest'anno in questo campionato. Mi sembra di vedere da qui delle immagini che si è aperto il sopracciglio sinistro, anzi a livello quasi della tempia, dunque costretto a ricorrere alle cure mediche il numero 10 del Ciampino, mentre Casassa andava a confabulare con i suoi dirigenti in tribuna. Rimane ancora a terra Casassa, Pina. Possibilità di un time out non richiesto per il tecnico del Ciampino. Infatti il direttore di gara invita i suoi giocatori a ritornare in campo, lo ha già utilizzato il tecnico il time out. Tanto viene portato un cerotto sulla tempia sinistra di Pina che si rialza, un contrasto, non ricordo se con Donin, magari una sbracciata, ringrazia Pina. Si danno il 5 Cabeza e Pina, probabilmente era stato Cabeza a colpire involontariamente Pina, costretto ad uscire dal campo. Intanto eccolo qui che entra Faticuso come quinto di movimento. Casassa in panca per qualche istante, giocherà con l'uomo in più per cercare di arrotondare questo vantaggio il Ciampino. Situazione da sfruttare per il Mantova con la porta sguarnita. Diaz a destra, torna dietro al numero 20 Joao Salla che giro lato verso il 13 Palmegiani, appena entrato in campo. Intanto rimessa laterale per la formazione del Mantova, rientra Casassa tra i pali, Esulito va a puntare proprio Palmegiani,
la palla era buona per Donadoni, ma è bravo con la testa Joao Salla a recuperare. Esulito e Casassa dice di no, e poi il pallone resta lì. Altra grande occasione, siamo già dall'altra parte in contropiede con Diaz e Ricordi che va a metterci il petto per opporsi al tiro avversario. Due ottime occasioni, palla fuori di un soffio, quella di Palmeggiani, la rivediamo nel replay. No, questa qua è la grande parata di Ricordi che ha chiuso con il corpo allo specchio di porta. Palla fuori di un soffio, doppia emozione, giro di pochi secondi da una parte e dall'altra, con i due portieri che si sono salvati con un paio di ottimi interventi. Cabessa protegge il pallone, lo concede però agli avversari, può tornare fuori Diaz, il pallone è uscito, Palmeggiani non lo tiene in campo, dunque resta in zona d'attacco. Rientra intanto Mascherona con Pino Milella che alza i centimetri, anche il baricentro dei suoi, alla ricerca del pari. Meno di 8, 7,57. Qui l'errore di Donin, non c'è il fallo, lo volevano sull'intervento ai danni di Gianluca Ferretti. Fanno correre i direttori di gara, si riparte da dietro. Mascherona, Cabessa va via su così di sinistra, Cabessa il tiro, e ancora la risposta di Casassa, mi sembrava. Anzi no, non c'è deviazione, c'è stata forse la parte alta della traversa, qualcosa è successo. Un tiro comunque da indicare nelle note degli highlights che andranno live sulla pagina di futsaltv.it, e poi troverete sulla pagina Facebook della Savia Testa Mantova, che pressa sul quinto di movimento la formazione del Ciampino, che fa scorrere i secondi. Esce bene però qui Ferretti, l'imbucata per il numero 22 Fetiguso, il tocco morbido per il raddoppio di Simone Fatiguso. Sveglia! Una doccia fredda per il Mantova, lo rivediamo nel replay. Tocco morbido di Fatiguso, utilizzato come portiere di movimento, che è andato a deludere l'uscita di Ricordi, che ha cercato di tuffarsi. 7-18 da giocare e Ciampino che raddoppia con Fatiguso il gol iniziale di Pina. Deve rispondere il Mantova, Mascherone in mezzo per Cabessa che non trattiene il pallone. Ora commette anche il fallo sul numero 20 Joao Salla, secondo fallo, come due sono i gol della formazione di mister Daniel Ibanez, che sta legittimando la partita, ma il Mantova ha avuto le sue occasioni, non le ha però sfruttate. Maggiore il cinismo laziale. Un Ciampino che occupa la 13ª posizione con 15 punti, porterebbe a 18. Attenzione il tiro di Cabessa, potente ma finisce soltanto sulla parte retro della porta di Casassa. 17 fa ripartire l'azione di suoi Diaz, Ferretti, Joao Salla, ancora per Ferretti braccato da Donin, c'è una deviazione, recupera Esulito però è impreciso il sinistro a servizio di Donin. Allora può tornare a respirare il Ciampino con Casassa che rilancia lungo per Ferretti, che mette giù il pallone con il petto. Poi la giocata di Esulito come può a mettere quantomeno in corner ad evitare che arrivi il tiro avversario. Intanto escono Messina, esce ancora Casassa, rientra Fatiguso con Palmeggiani, quinto di movimento in questo corner per la formazione ospite, che riparte da molto dietro con Joao Salla. Come prima, partiti dalla propria area, hanno giocato d'astuzia però quelli del Ciampino, che qui però perdono il pallone. Donin viene fermato da Palmeggiani, anzi no, era De Lemos. Palmeggiani con un po' d'astuzia, anche Pina e il portiere De Filippis che se la ride con il giocatore Thiago De Lemos. Deve aspettare però il fischio per far ripartire il gioco. Giocata d'astuzia questa del Ciampino. Attenzione, Mascherona non tiene però il pallone in campo. Una giocata per riportare Casassa in panca
ora si ritorna scambiando la casacca con il numero 22 Simone Faticuso, che ha firmato il terzo gol stagionale. Ancora Faticuso ad impegnare Ricordi in tuffo, allora sarà corner. Palloni importanti quelli di Faticuso, un gol e una girata preziosa. Riparte ancora da dietro di Ciampino verso Joao Salla, che mette giù il pallone. Per lui 10 gol in campionato. Ferretti, si fa vedere Diaz, Ferretti per Faticuso, questa volta però Ricordi dice di no, può ripartire la relazione con Salas, fermato dall'ottimo intervento di Palmigiani. È ottimo l'intervento di Palmigiani. Mascherona, Esulito su corsia di destra, opposta alla nostra postazione. Casassa in corner, torna a farsi pericoloso e potente il destro del numero 9 Esulito, che muove palla sul corner, la deviazione che termina nella parte opposta del campo. Rientra intanto anche l'Eleco ad dar manforte i suoi, palla proprio per il capitano numero 5 Virgiliano, che gira a destra verso Esulito, punta Diaz, Esulito torna dall'Eleco che gira palla a sinistra verso Salas, guardato vista da Palmigiani, Salas sul fondo, mette in mezzo un pallone, si distende allora il Ciampino con Salla che viene fermato da Salas lotta, tiene il pallone vivo per il Mantova, che può attaccare. 5 minuti e pochi spiccioli al termine del primo tempo. Esulito, la giocata per Salas, che torna ancora da Esulito. 5 adesso esatti al termine del match. Esulito per De Lemos e l'ottimo intervento di Mirko Casassa, che toglie il pallone praticamente destinato in porta e salva ancora i suoi. 2-0, invariato il punteggio. Si rialza Baroni con Ricordi che alza il suo baricentro, scarica a sinistra per De Lemos e torna tra i pali il numero 2 Virgiliano. De Lemos rischia, l'Eleco recupera il pallone, l'Eleco, tiro sporco di l'Eleco che invita i suoi a mantenere alta la pressione su un Ciampino che in uscita non sempre riesce a perforare nel migliore dei modi la retroguardia virgiliana. 4:40, Casassa da casa sua, rilancio lunghissimo con la testa e il time out richiesto da mister Milella. L'ultimo a toccare di testa era stato Palmigiani, che si scambia il 5 con Ricordi, che senza tanti problemi era uscito dai propri pali per cercare di evitare una conclusione del numero 13 Palmigiani. Pino Milella chiama il time out con 4 minuti e 37 da giocare, un time out per riordinare le idee dopo il secondo gol di Faticuso, che ha sfruttato al meglio la pressione del quinto di movimento per mister Daniel Ibanez. Uno Sporting Ciampino che vuole la vittoria numero 5 in questo campionato. Fin qui per la formazione di Ibanez 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, con un bottino comunque importante di 15 punti per tenersi fuori dalla zona calda della graduatoria, dove invece è invischiato da inizio campionato il Mantova, che ha soltanto una vittoria ufficiale all'attivo, la seconda è stata cambiata in un 6-0 tavolino pro Pesaro per un giocatore erroneamente messo in distinta. Riparte il gioco con Ricordi che apre dall'Eleco. Baroni intanto tornato in campo. De Lemos, l'Eleco, De Lemos cerca di prolungare in modo verticale per Baroni, ma è bravo Diaz a concedere solo il fallo laterale. È rientrato intanto Capitan Pina per la formazione del Ciampino, nonostante il Cerotto per il taglio. L'Eleco rischia, scarica comunque bene per Salas, che va via. Salas per la conclusione di Baroni. Un rigore in movimento a porta vuota, ma c'è la deviazione importantissima, la rivediamo anche nel replay, del numero 14 Diaz, che evita ancora il gol. Baroni e Casassa ancora a dire di no. Il duello fin qui vinto dall'ottimo Casassa
contro gli avanti virgiliani che attaccano ancora. Baroni come può domestica il pallone, scarica dietro da Salas che riparte con forza, il tiro questa volta però è velleitario. Intanto vedo che Salas anche per lui qualche problemino, cotone nelle narici. Casassa intanto morbido per Diaz che torna indietro da Messina, lo scambio per Pinna, ancora Diaz, Messina fermato da Baroni con il fallo, chiede scusa a Messina, primo fallo dello Sporting Ciampino, non poteva fare altrimenti il numero 3 giallo-nero, con Baroni poi che si arrabbia con il numero 14 Diaz, e questa è un'occasione da sfruttare per il Mantova che non può più permettersi di sbagliare. Qualche errorino di troppo, parate pesanti di un fin qui perfetto Mirko Casassa, il giovane portiere con la maglia numero 17 dello Sporting Ciampino, autore anche pochi istanti fa di un paio di interventi prodigiosi. Leleco lascia Baroni, lo scambio per Salas che va sul fondo per De Lemos che piazza un destro morbido fuori di un nulla. Ancora un'occasione da scrivere sul taccuino degli highlights, ma non cambia il risultato di questo primo tempo che vede ancora lo Sporting Ciampino avanti 2-0 qui live su Futsal TV alla Pallaneolù. Rilancio imperfetto per Messina che viene redarguito dal direttore di gara. È il secondo pallone, chiede una munizione Leleco. Messina, il numero 3 Giovanni Messina dice non lo faccio più. La prossima sicuramente scatterà un cartellino. Leleco per De Lemos che va sul fondo verso Salas, dietro da Leleco ancora. Lo scambio della parte opposta verso Baroni che torna per via orizzontale verso Salas, ultimo uomo di movimento, lo scarica avanti per Leleco che va ancora dietro da Salas, come poi tiene vivo il pallone De Lemos. Leleco prolunga ma in modo impreciso verso Salas, palla che arriva comoda a Casassa che fa ripartire subito i suoi. Pinna, Messina ancora per Pinna, Diaz rilancio lungo fermato, ma è bravo qui Pinna, poi bravissimo però Leleco a riprendersi il pallone, la deviazione del numero 3 Messina in fallo laterale a spegnere per qualche istante la carica offensiva della Mantova che ci riprova ancora da sinistra con Baroni che punta Diaz, Baroni sul fondo, pallone che arriva a Casassa che rilancia per Diaz lì vicino alla sua area di pertinenza. Diaz, Messina, qui c'è il blocco intanto falloso di Baroni, terzo fallo per la formazione di casa, rientra Mascherone al posto di Capitan Leleco e sarà la terza punizione per la squadra ospite che ha richiamato in panca Messina. Torna in campo il numero 20 João Salla, 10 gol per lui, il miglior marcatore invece è Pina, il capitano Gabriel Pina, ne aveva 11 che ha portato a quota 12 dopo il momentaneo 1-0 bissato da Faticuso. Quindi il pallone che resta lì, ancora bravo Casassa ad uscire a prendersi il pallone dal piede di Baroni. Altissima la pressione ora della squadra di casa che vuole il gol, vuole accorciare prima del riposo, ma deve ora difendersi dalla possibile ripartenza con João Salla. Ferretti apre per Pina, recupera il Mantova, Salas per dietro per De Lemos sul fondo, viene però fermato, poi ora distendersi in avanti, bravo qui Ferretti a deludere l'intervento di Baroni e Pina senza pigiare il piede sull'acceleratore avanza senza problemi. Pina a destra per Diaz che va dal lato opposto verso João Salla che torna ancora dal 14 Diaz. Ferretti torna nella propria metà campo, qui però l'ultimo tocco sembrava di Mascherona. Protestano anche i dirigenti del Ciampino in tribuna, anche secondo me visto da qui era sponda Ciampino questo laterale sbattuto comunque dal Mantova. Ottima la giocata, palla per Lemos, Thiago De Lemos, il pallone resta lì e poi anche un pizzico di fortuna per la difesa del Ciampino con Casassa che si salva e va a destra per João Salla. Ferretti fermato da Mascherone, vince il duello numero 11 Mascherona, Baroni un 3 contro 2 Baroni per De Lemos e il pallone ancora deviato da Casassa in corner, va a baciare il palo, va ad abbracciarlo Casassa. 1-0-9 da giocare, fin qui MVP sicuramente del match, 2 gol di vantaggio ma tante parate, palla per Salas che viene trattenuto senza fallo
laterale di Baroni dietro per Mascherona, ancora De Lemos, Salas va dietro per Mascherona che cambia lato verso Baroni, Baroni si accentra, calcia, Baroni costretto a indietreggiare a sinistra per Salas, lo scambio con De Lemos non riesce a invitare il compagno, poi un raddoppio per un 3 contro 1 con Palmegiani, ottima giocata per Pina che elude Mascherone, torna indietro Pina che scarica dietro da Casassa, 35 sul cronometro e poi si andrà al riposo momentaneamente con il Ciampino avanti 2-0, ma un Ciampino che attacca ancora con Ferretti che calcia di potenza, ma viene respinto il suo tiro da Salas. Ultimi secondi con Cabessa ed Esulito in campo, Casassa rilancia lunghissimo direttamente alle spalle di Ricordi che ha fretta di far ripartire il gioco, 22 a giocare, Donadoni, Esulito, vediamo se arriverà la magia di Esulito che cambia lato per Mascherona, Mascherona verso Cabessa, Cabessa contrastato, Cabessa calcia e ancora Casassa si distende in tuffo, contropiede, palla per Faticuso che viene fermato all'ultimo da Mascherona, c'è però il corner. Occasione allora di chiudere con un corner, 2 secondi, Joao Salla fermato da Cabessa, manca uno soltanto adesso, tiro di Pina e la risposta di Ricordi ad alzare il pallone sopra il calcio d'angolo che però non potrà essere battuto perché è suonata la sirena, dunque si va al riposo con immagini Futsal TV con il Ciampino avanti 2-0 tra una decina di minuti di nuovo live qui in diretta dalla Palanello di Mantova.
Squadre nuove in campo, tra pochi istanti il secondo tempo. È rientrato subito sul terreno di gioco il Mantova di mister Milella, che ha voglia, ha bisogno di trovare il gol per riaprire la partita, ma di fronte ha trovato fin qui un Casassa perfetto. Con molta calma invece il Ciampino, avanti 2-0. Una sfida che ripartirà qui live dalla Pallaneolù e poi diretti a casa del capitano dell'Osto, che salutiamo con i mitici Stefani Tonellotto e il super Franco Boro, che attendono per l'uccellata. Si parte allora qui alla Pallaneolù dalla 2-0 del Ciampino sul Mantova. Mantova che ci prova subito con Cabessa. Cabessa, il tiro di Donin sporcato, non c'è deviazione, allora è entrato comunque con il piglio giusto la formazione di Milella, che tiene alto il baricentro, tiene alta la pressione sulla formazione di mister Daniel Ibanez, che vuole uscire ma non ci riesce perché viene fermato Donadoni. Suo però è l'ultimo tocco, quello dell'8 del Mantova, dunque laterale per la squadra ospite, che può provare a distendersi nuovamente ripartendo dalla propria metà campo con Ferretti qui sotto la nostra postazione. Va dietro da Capitan Pina, che ha un cerotto a coprire un taglio rimediato in un contrasto di gioco nel primo tempo. Lui che ha anche firmato il gol del vantaggio. Intanto il pallone viene spedito da Pina in modo comodo per il numero 14 Diaz, laterale già battuto. Pina Diaz, buono il cambio lato per Ferretti, che alza la testa, serve Pina che viene braccato da Cabessa. Pina lotta, Ricordi esce bene, fa ripartire il gioco subito dei suoi con Donadoni, che cambia lato verso Donin, avanza in tutta velocità Donin, si centra Donin, ottimo a saltare Giosella, Donin il tiro e ancora Casassa a dire di no, poi la difesa rilancia lontano un Mantova entrato subito col piglio giusto. Lo rivediamo anche nel replay, ottimo la giocata di Donin. Cabessa riprende il pallone proprio lo scambio con il numero 22 Virgiliano Enrico Donin. Cabessa sulla corsia di sinistra, un lato vista da Capitan Pina. Cabessa, il tiro con la respinta che termina davanti a Leleco. Ricordi a muovere il fallo laterale per Donin, cambio lato verso Esulito. Esulito tocca uno dei primi palloni in questo secondo tempo, il numero 9 Virgiliano. Cabessa braccato, vince un contrasto e riparte allora il Ciampino. Lo aveva vinto João Salla, il pallone che è arrivato a colpire la telecamera del cronometro, una pallonata che ha rischiato di rovinare l'ottima regia qui di Futsal TV presente al Pallaneolù di Mantova. È sparito il crono, 18 minuti esatti al termine. La pallonata, attenzione, Donin e ancora Casassa che non vuol far entrare il pallone alle sue spalle. Al termine della gara, poi andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti, sicuramente uno di questi è Casassa. Pina e Donin in scivolata ad opporsi. Intanto eccolo qui il cronometro, siamo già dall'altra parte con Cabessa va sul fondo, Casassa si era fatto vedere in mezzo Esulito, non servito dall'88 Virgiliano. Altra ottima occasione di un Mantova che ora preme e vuole trovare la via per riaprire una sfida ad appannaggio fin qui della formazione laziale di mister Daniel Ibanez. Intanto è tornato con una pronta manovra della regia il contro alla rovescia del cronometro del Pallaneolù. 17-22 da giocare. Ciampino con Messina che rientra al posto di Pina, fa sfilare João Salla per Casassa. Bravo qui ad intervenire in anticipo De Lemos, non c'è però il fallo di Messina come chiedevano i tifosi virgiliani. João Salla, si muove Ferretti, prende il pallone Diaz, ultimo di movimento il numero 14, ora scambia con João Salla. Messina anticipato da Leleco, ma è bravo Messina a vincere il contrasto. Esce dai pali Ricordi, che si prende il pallone, lo addomestica per De Lemos, che scambia verso Baroni. Palla ora a Donin, che la prolunga avanti per Leleco, che torna dietro da Donin. Giro palla ora della Mantova, che vuole trovare lo spazio esatto per entrare. Bravo De Lemos, apre il destro
che esce di poco a lato, ancora un'occasione, questa volta Casassa era battuto ma De Lemos non ha trovato lo spazio giusto per impensierire e battere il numero 17 laziale. Ancora Mantova, alto il Mantova con Salas, qui è bravo a recuperare il pallone. De Lemos, si sbracciano i due, non c'è fallo, l'Eleco per Salas, prolunga ancora da De Lemos si accentra, viene però raddoppiato dal recupero di Ferretti che scambia con Messina. Ferretti ancora, bravo qui Ferretti per Messina prolunga il pallone della parte opposta per Diaz che gira a lato e il colpo di testa per il 3-0 firmato dal numero 20 Joao Salla, che si inventa un colpo di testa per mettere alle spalle di Ricordi. Doccia fredda questa per la formazione di mister Milella, fa festa invece il Ciampino. Qui è stato perfetto il pallone di Diaz a tagliare in due il campo verso il secondo palo, l'abbiamo visto nel replay, esulta Diaz, non esulta più tanto Joao Salla, gol numero 11 per lui in stagione, nel momento migliore del Mantova, come è successo anche nel primo tempo. Arriva però il tris del Ciampino per una partita che ora è tremendamente in salita, una cima a coppi per la formazione di mister Milella, che risponde con Salas e poi ci si mette di mezzo anche l'incrocio dei pali a dire di no al gol del Mantova, e allora la giornata non può che essere nera, tetra, cupa, quasi horror. Ferretti, si apre Casassa che recupera che riceve il pallone da Joao Salla, autore del gol del 3-0, avanza Casassa, impreciso il passaggio ma c'è il tocco anzi di Leleco, dunque non è l'errore del numero 17 del Ciampino, una deviazione del capitano Virgiliano che spinge, si apre bene Ferretti, va giù Ferretti, era palla piena quella colpita da Leleco, fa segno il numero 5 Virgiliano che si prende anche il cartellino giallo dal secondo arbitro, il signor Davide Plutino della sezione di Reggio Emilia. Scivolata sicuramente dura quella di Leleco che era entrato a suo dire diretto sul pallone, ravvisato il fallo su Ferretti, il primo fallo della ripresa, 4 minuti e 20 se ne sono già andati, con il Ciampino che ha trovato anche il gol del 3-0. Ferretti qui inquadrato a bordo campo, pronto a far ripartire il gioco. Dietro per Messina Diaz ora, proprio Ferretti che ha subito il fallo, qui ci aveva riprovato Joao Salla, aveva provato a distribuire un pallone per Diaz, si erano quasi invertite, volevano invertire le parti del gol, l'azione del gol che ha portato al 3-0 della formazione di mister Daniel Ibanez. Salas, il tunnel a Messina per De Lemos, Salas, Baroni, ancora un tunnel. Inconcludente però qui il Mantova con il pallone di Sala spedito in fallo laterale, pronto Ferretti, vogliono sistemare la porta quelli del Ciampino, viene fatta ripetere la rimessa laterale. Casassa sistema la porta in una batter d'occhio, Leleco dietro da Ricordi che alza il baricentro sopra la linea di metà campo, spara a destra verso Leleco che va proprio da Ricordi, in gol nel derby di andata quando vestiva ancora la maglia dell'Olimpia Verona, proprio qui al pallone di Mantova. De Lemos che impreciso il destro che si spegne e si apre e va a spegnersi sul fondo. Ripartirà allora Casassa con Esulito e Mascherona, il direttore di gara il signor Voltarelli di Treviso che inizia a contare 4 secondi per Casassa, dopo il secondo spara avanti per Diaz, recuperano il pallone quelli del Mantova con Diaz che spinge da dietro Salas, pronto a giocare il pallone, non c'è la distanza, la risposta, non c'è stata la distanza del direttore di gara, viene ammonito intanto un dirigente Virgiliano, aveva battuto subito Salas, si arrabbia Leleco che va a muso duro con il direttore di gara, rischia anche cartellino rosso, una svista questa secondo la compagine virgiliana del direttore di gara, con Salas che aveva battuto subito la punizione. Diaz che non si era invece preoccupato di rispettare la distanza, proprio Diaz dietro per Messina, il piazzato deviato dall'Eleco in fallo laterale, deve stare calmo il capitano del Mantova che ha rischiato a muso duro con il direttore di gara di prendersi un secondo giallo. Joao Salla
apre dalla parte opposta per Ferretti in imbucata per João Salla, fermato da Ricordi che si tuffa, si prende il pallone, lo scambio per Leleco che va a destra verso Baroni si accentra, va palla a sinistra da Leleco che cambia lato verso Salas cambia ancora lato verso De Lemos va a puntare Diaz, De Lemos per Leleco il tiro e ancora la risposta di Casassa con il direttore di gara che aveva ravvisato nessun tocco. C'è invece il corner per il Mantova, lo rivediamo anche nel replay, il tocco di Casassa, il tiro al volo di Leleco, sinistro potente ma che si perde ancora a lato e ancora allora il Ciampino che riparte dietro con il lungo rilancio di Casassa, mette giù con il petto in modo perfetto Ferretti che tiene vivo il pallone, si lotta in mezzo all'area, palla per Diaz Messina sul sinistro, si trova lì all'ultimo il pallone, lo spara fuori. Rientra intanto Mascherone a posto di Leleco, proprio Mascherone tocca il pallone, lo addomestica per Salas che va verso Baroni si accentra, Salas lo prolunga per De Lemos, Salas, il tocco di Salas, fermato in area, non c'è il calcio di rigore, lo vogliono quelli del Mantova, chissà se c'è il replay, dice di no in modo eloquente il signor Voltarella di Treviso, che non c'è stato il tocco su Salas che intanto si rialza, parla con il collega di gioco, il numero 20 João Salas. Intanto mister Milella viene invitato a mantenere la calma a bordo campo del direttore di gara. Viene espulso Pino Milella intanto per proteste dal direttore di gara, colpa di una vista del cronoman Davide De Ninno, in sezione di Varese. Viene mandato in panca, è stato espulso Milella ma il cronoman si torna in campo con la sfida che ripartirà da un fallo laterale in favore del Mantova. È stato espulso Pino Milella, non era stato lui però ad arrivare in mezzo al campo. D'altra parte la statura di Pino Milella non è la stessa del suo collaboratore. Una perdita importante per la formazione virgiliana che non ha più il suo condottiero in panca in un momento davvero difficile, a 13:42 a giocare. Ci prova però il Mantova, deve comunque provarci fino alla fine. Baroni il tiro che si perde a lato sinistro di Baroni, Casassa riparte dalla sua area di competenza, a sinistra per João Salla, alto il forcing del Mantova, la palla ottima per Palmegiani che allunga il pallone con il petto, poi Ricordi rischia di toccare il pallone, Palmegiani a porta vuota va a firmare il 4-0 del Ciampino. Ricordi colpito anche nell'occasione del gol, non c'era però il fallo e allora adesso è praticamente impossibile, con Salas che entra come portiere di movimento subito a posto di Ricordi e Palmegiani che va a prendersi l'abbraccio degli componenti della panchina, dei colleghi Griffati Sporting Ciampino. E per il Mantova con Salas dentro un recupero che si fa quasi impossibile. A 13-18 nel futsal tutto può succedere, ma quando ci si mettono i tre legni, le tante parate di Casassa, come in questo momento che mette in corner il tiro, la puntata rasoterra di Salas, Donin Leleco che chiede calma ai suoi, non vuole dare pressione ma vuole con esulito avanti, ancora Casassa, ancora una parata di Casassa. Leleco, Salas, Donin rischia, tiene vivo con quel pallone per i suoi, Cabessa ancora per Donin che va ora dal giocatore centrale Leleco, Cabessa prolunga verso Salas, si muovono i giocatori del Mantova, scalano, Donin ora va sul palo, esulito
Salas, Cabessa, Salas per l'Eleco che va sul fondo verso Esulito. Esulito tiene il pallone in banca per i suoi, c'è la pressione degli avversari e allora Casassa con la pressione alta rilancia lontano dove c'è Pinna, il tocco di Donin. Salas recupera la sfera per l'Eleco. Salas dietro a Cabessa che cambia lato per Esulito e la puntata è ancora Mirko Casassa che spedisce il pallone in corner. Strepitosa la partita di Casassa nonostante i 4 gol segnati, e lui a mio modo di vedere l'MVP di questa partita, ne ha salvati tantissimi. Vediamo se continuerà a farlo sulla pressione del quinto di movimento della Mantova che vuole trovare il gol per riaprire la partita. Cabessa sul fondo, un pallone in mezzo, un treno che però nessun compagno sale. Qui intanto il pallone era in campo di Capitan Pinna, dunque viene fatta ripetere la rimessa ora concessa alla Mantova che torna subito in campo con Salas. Cabessa, Esulito sfila per Donin, in mezzo il pallone ed Esulito riapre la sfida, ci prova, ci tenta al minuto 8:22, la mette dentro Esulito sul tocco di Donin con Mister Ibanez del Ciampino che va a chiamare il time out per sistemare sicuramente la difesa con il quinto di movimento virgiliano. Qui nulla poteva Casassa, fin qui perfetto e straordinario. 11:38 da giocare, c'è ancora tempo e lo fa segno Baroni, lo indica anche il collaboratore di Pino Milella, mandato in tribuna con il cartellino rosso. Tornano in campo le squadre con il Ciampino questa volta a rientrare subito sul rettangolo di gioco. Ultimi dettami tattici per la formazione del Ciampino che torna in campo con il numero 22 Simone Faticuso in gol nel primo tempo, dunque torna in campo con il quinto di movimento e la formazione di mister Daniel Ibanez che ripartirà dal cerchio di centrocampo con il numero 11 Ferretti che andrà a scambiare con i compagni. Faticuso intanto aveva già superato la linea di metà campo nonostante il pallone fosse ancora da giocare. Lo si fa in questo momento per Diaz, dietro per Joao Salas, Pina, scodella per Ferretti che con il petto mette giù, va avanti Ferretti, viene fermato poi il liscio di Donadoni. Faticuso non può arrivare sul pallone, rientrano l'Eleco ed Esulito, palla proprio per l'Eleco, lo scambio per Salas che torna ancora dall'Eleco che vuole far avanzare i suoi compagni, la pressione ora è alta, quella della Mantova, spazio Cabessa sopra la linea di metà campo, il numero 88 attende ora l'aiuto di l'Eleco che si prende il pallone al centro del campo, scambia a destra da Donin che torna ancora dal suo capitano, parte opposta verso Salas, l'Eleco, Donin, Esulito, la finta, il passaggio, lo scarico, il tocco poi per Casassa che va a calciare dalla propria area, si alza dal divano comodo ma non trova però lo specchio di porta. Allora c'è il Mantova, 10:51, è ancora lunga, lo abbiamo sentito sul sottofondo di Messina che non si fida, il tiro intanto, la palla che resta lì, c'è il rigore, questa volta ravvisato il rigore e allora può cambiare la vista il secondo arbitro, il signor Platino, e c'è intanto il cartellino giallo per il numero 14 Diaz che viene ammonito per un tocco, il pallone stava per entrare in rete quando Diaz si è sostituito a Casassa per evitare che il pallone finisse in rete. 10 minuti e 40 ancora da giocare con il Mantova e Cabessa che proverà a dimezzare lo svantaggio. Attualmente Ciampino avanti 4-1.
lunga la rincorsa di Cabessa, viene fatta rispettare la distanza dei giocatori del Ciampino e del Mantova che attacca. Il fischio, la rincorsa di Cabessa, il destro di Cabessa e la risposta di Casassa che si sposta sul lato giusto della traiettoria del pallone di Cabessa ed alza il rigore. Lo rivediamo nel replay, la cannonata, alza con un braccio quasi fosse un bugger, a un braccio solo Casassa. Grandissima giornata per il numero 17 laziale. Cabessa il tiro e ancora Casassa, poi Pinna calcia lontano da casa sua senza però indirizzare il pallone alle spalle della porta, lasciata sguarnita da Salas. Cabessa, Leleco, Esulito, il tocco impreciso, Madonin lotta, si prende il pallone, poi lo recupera ancora il Mantova, un contropiede importantissimo. Cabessa, Salas per Cabessa che viene spinto e viene accompagnato in corner. Ancora una grande occasione per il Mantova che però non ha saputo sfruttarla nel migliore dei modi. Corner già battuto, ultimo quarto di gara, entriamo negli ultimi 10 minuti di gioco. Donin, Salas, il tiro di Salas solo all'esterno della rete a dare l'illusione del gol che non arriva. Rientra Ricordi, Messina lo scambio per Joao Salla, Messina braccato da Esulito, gli strappa il pallone, però Messina con il fallo di Esulito che ha messo troppa veemenza per cercare di prendersi il pallone dai piedi di Messina. Intanto rientra Fatiguso come portiere di movimento, vuole dar maggior pressione mister Ibáñez alla manovra offensiva di suoi, con Pinna che però va dietro ancora da Joao Salla. Diaz ferma in laterale Donadoni. Siamo davanti alla panchina del Ciampino, avanti 4-1 quando mancano 9 minuti e 40 ancora da giocare. Palla per Ferretti, Mascherona si scaraventa su Ferretti che voleva il fallo, se la ride poi Ferretti, ci stava probabilmente anche un fischio falloso. Rientra intanto Leleco per manovrare il pallone con il quinto di movimento che è sempre Salas. Donin, Leleco, errore di Donin, rientra Ricordi tra i pali al posto di Salas, non può sprecare in questo modo il Mantova i palloni buoni. Qui ottima apertura per Ferretti fermato dall'intervento tempestivo di Esulito, accompagnato poi fuori il pallone da Donin. Rientra Faticuso, Joao Salla, Ferretti, Joao Salla che gira a sinistra verso il libero Pinna ancora da Joao Salla, corre Donin, palla per Ferretti che torna ancora da Joao Salla, ottima apertura per Diaz, si fa vedere Pinna, recupera il pallone che viene scaraventato avanti da Ferretti, con la spalla lo mette giù, poi una giocata quasi come una foca, bravo qui Mascherona a coprire su Ricordi che fa ripartire il gioco per Esulito da Mascherona che rischia di perdere il pallone, lo scarica per Cabessa, lo tiene ancora vivo il Mantova. Cabessa, Mascherona, Esulito, ora Donin dalla parte opposta del campo, Donin si accentra, Donin viene mandato a terra da Salla che invece non è lui secondo me ad aver commesso il fallo, mi sembra fosse stato Ferretti, lo rivediamo nel replay, no è stato Joao Salla che dice il direttore di gara non l'ho nemmeno toccato. Ora va a dire qualcosa al signor Pluttino di Reggio Emilia, il numero 20 giallo-nero del Ciampino. Intanto viene invitato a stare calmo De Filippis, il numero 1 del Ciampino, dal primo direttore di gara. Qualche protesta di troppo probabilmente anche per De Filippis che va a chiedere scusa, a dare la mano al primo arbitro. Vogliamo il signor Voltarelli della sezione di Treviso. Punizione, Leleco per Cabessa, 8:30. Donin, Leleco, Cabessa, Leleco, Esulito sul fondo per Donin che torna dietro da Leleco che va a scaricare da parte opposta per Salas che torna ancora il suo capitano Donin il tiro sinistro strozzato, volevano una deviazione che non c'è stata, lungo rilancio di Casassa che deve una spinta a Joao Salla. Ricordi muove subito per Leleco, attacca il Mantova ancora con Donin che cambia lato verso Cabessa
Cabessa, il sinistro che si stampa sulla traversa, è anche sfortunato il Mantova che ci prova ancora, c'è una deviazione in fase laterale, il quarto legno, forse anche il quinto, porta stregata per i virgiliani che comunque le occasioni le hanno avute ma non hanno saputo sfruttarle, è mancato il cinismo, la cattiveria e anche un pizzo di fortuna. Qui intanto bravo João Sala a fermare il tentativo di Donin che chiama vicino a sé Leleco a cui serve il pallone, ancora Donin in fondo verso Esulito che torna dietro da Leleco, Cabessa, Salas, il tiro di prima intenzione, la risposta di Mirko Casassa in corner, Salas dietro per Leleco, intanto scorre il tempo, Cabessa, Leleco, il tiro rasoterra pungente che termina di poco a lato, Casassa, 4 secondi per rilanciare il pallone, arriva direttamente alle spalle di Ricordi che va a destra verso Leleco lo prolunga avanti da Donin, siamo già dalla parte opposta del campo, Leleco, Cabessa, Donin, Cabessa, Salas, Cabessa, il tiro lo protegge Pinna che mette le mani sul corpo per evitare la pallonata e salva comunque da un possibile gol la sua porta. 7 esatti da giocare live su futsaltv.it dalla Pallanuolo di Mantova, 4 secondi di Diaz, allora può ritornare il quintetto di avanti con i difensori virgiliani che tornano ad accomodarsi in panca per far spazio a Leleco, Cabessa, Donin ed Esulito, con Salas, maglia azzurra con la riga trasversale biancorossa a proteggere la porta, ma a fungere ora da quinto di movimento per la formazione di mister Milella. Ricordiamo è espulso per una svista nel secondo tempo. Salas, Cabessa per Esulito, il tocco, il pallone che resta lì rinviato lungo ma non preciso alle spalle della porta, ora difesa da Salas che farà ripartire il gioco con una scodellata con le mani per Esulito. Leleco avanza sulla linea di metà campo il pallone con lo scambio per Cabessa, ancora Esulito, Leleco, Cabessa, palla in mezzo di Sala, sarà buona l'indicazione anche di Esulito che alza il pollicione, il thumb up, ma c'è stata una deviazione. Cabessa, Salas con in mezzo il pallone, la deviazione di Diaz in corner che rischia anche l'autorete, solo calcio d'angolo a 6:15 da giocare con Esulito dietro per Leleco, Cabessa, Leleco, Donin, Leleco ancora, si resta sempre nella metà campo del Ciampino ma non è capace di affondare il colpo la banda di mister Milella, sotto di 3 gol, 4-1 avanti lo Sporting. Leleco per Esulito rischia, scarica per Donin, si centra Donin, Cabessa è la puntata fermata, poi Salas ci mette il piede, non vince il contrasto perché il tocco è del numero 15 mantovano, dunque sarà laterale per la formazione del Ciampino che riporta in campo Capitan Pinna al posto di Diaz, e proprio Pinna andrà a battere l'out dietro, comodo per João Sala, lo scambio per Casassa che prolunga il pallone proprio per il suo capitano che lo mette giù con il petto, bravo Pinna a proteggere il pallone, indietreggia Pinna, scarico per Ferretti, bravo qui però Donadoni, poi il pallone sbatte sullo stinco di Baroni, allora laterale con il Ciampino che guadagna qualche metro importante, 5:30 da giocare, sempre meno per le speranze del Mantova che difende ora. Casassa, palla profonda, Ferretti non la tiene in campo, ritorna allora dentro il quartetto offensivo del Mantova con Cabessa pronto a fare partire il crono, ancora per Cabessa, Leleco sulla nostra postazione Esulito, lo scambio ancora con Leleco che va dalla parte opposta per Cabessa, deve alzare il ritmo la formazione del Mantova, orfana di Pino Milella, partita corretta, 5 falli soltanto, 1 il rigore parato da Casassa. Esulito la giocata che si spegne sul fondo e se anche il numero 10 Esulito non riesce a trovare la magia, allora è notte fonda per la squadra di casa. Palla ancora per Ferretti, Cabessa lotta, poi tocca il pallone, era sulla riga, fa il segnale il direttore di gara
rientra Mascherone, fallo laterale da battere, ma c'è una porta da sistemare. La porta di Ricordi non era ben posizionata sui punti esatti dove devono essere sistemati i pali. 4,55 l'ora da giocare con la formazione dello Sporting Ciampino, che difende a denti stretti, si prende uno il laterale. Messina intanto invitato a Casassa ad andare via, palla per Pin che scodella lontano, dove la testa di Joao Salla la ammorbidisce per Messina. Poi c'è la deviazione in fallo laterale del duo Donadoni-Leleco, dunque out Ciampino. Ferretti, Pin, ancora il tocco stavolta di Esulito in fallo laterale. Ancora un'auto per il Mantova che arretra dei metri, ma si avvicina al bottino da strappare qui dal catino del Mantova. Anche oggi Palenolu gremito, ma non è servito a spingere la formazione di mister Milella verso quella vittoria che manca dal derby con l'Olimpia Verona. Intanto rischia il Mantova, recupera il pallone Pina, resta in campo Salas come potere di movimento ad alzare la pressione sui giocatori avversari. Palla scodellata che è recuperata da Leleco che la mette giù di mestiere, viene scaraventato a terra da Messina. Un fallo tattico, il quarto fallo per la formazione ospite a 4 minuti e 12 dal riposo definitivo. Punizione per il Mantova, appunto la terza, perché uno è stato il rigore, ricordiamo il penalty di Cabessa ipnotizzato da Casassa. Cabessa, vogliono velocità i tifosi di casa, per un Mantova che ancora ha meno di 4 minuti per riaprire un match dove è stato comunque sempre in partita, ma il cinismo dello Sporting Ciampino è stato migliore. Leleco per Salas, così indietreggiare ancora, scarico dietro per Cabessa che va a destra da Donin, Salas dalla parte opposta, Salas chiuso il varco da Ferretti, tocca a tornare dietro da Leleco, avanti verso Esulito, lo scambio per Donin, pallone in mezzo dove nessun compagno arriva a prenderlo. Il direttore di gara aveva segnalato una messa laterale per la squadra di casa. Un errore clamoroso, si arrabbia De Filippis perché ha evitato una possibile ripartenza. Intanto c'è il fallo di Donin che si becca il cartellino giallo. Era stato rincorso al primo arbitro Voltarel, Donin stava invece correndo verso il secondo arbitro, il signor Plutino di Reggio Emilia, per chiedere spiegazioni. Cartellino giallo intanto per il terzo fallo virgiliano di questa ripresa. Un Mantova sotto 4-1 contro un ottimo Sporting Ciampino, vicinissimo a portare a quota 18 i punti del suo campionato. Andiamo a vedere i risultati in tempo reale grazie all'app di Tuttocampo, con Casassa che riparte dalle retrovie. Sta vincendo l'Olympus Roma 3-2 contro la Sandro Abate. Ha iniziato anche con un bis veloce dell'Eco City Futsal Genzano in casa dell'Olimpia Verona. Con questi 3 punti la formazione del Ciampino si porterebbe a -1 dal Pomezia. Quindi intanto il tiro che si spegne di poco all'atto di Leleco, con l'attesa anche della sfida della Cosenza quota 15, che è quota 15. Intanto c'è il rilancio però che non viene omologato, non c'è stato alcun tocco sul rilancio di Casazza, e allora si riparte ancora dal 4-1. 3 minuti esatti al termine della sfida qui dalla Palenolu di Mantova. Ancora deviazione, il tiro sparacchiato direttamente in tribuna. (2:50), sistemata ancora la porta di Ricordi. Leleco in posizione i pali sul punto esatto e si riparte. Sempre meno le possibilità dei padroni di casa.
Esulito, Leleco, Esulito, va via Esulito, non c'è il fallo di Pina che si prende anche il fallo laterale, protesta Esulito, Pina stava per battere il corner, non era nella propria metà campo, palla lunga per il neoentrato Faticuso, ricordi per Leleco, la porta è sguarnita, Faticuso resta in campo, pressione alta del Ciampino, Faticuso non esce dal campo, Cabessa, fermato proprio da Faticuso, è il quinto fallo, c'è anche il giallo per Faticuso che ha fermato come può Cabessa, gli alza il pollicione il giovane 22, intanto arriva il quinto fallo del Ciampino, ma vista la giornata di grazia di Mirko Casassa, non so se servirà anche il tiro libero per andare a battere l'ottimo portiere laziale. Punizione Mantova. Aspettiamo il fischio del signor Voltarelli Treviso. Palla per Leleco. Esulito. Va ancora dietro da Leleco. Cabessa. Salas rischia. La tocca con la punta del piede per Cabessa. Vivo ancora il possesso per il Mantova. Cabessa. Palla lunga intercettata però con la possibilità di ripartire per il Ciampino, lo scambio per Diaz, palla per Joao Sala, il tiro e la parata di Salas a 1,53 da giocare ancora. La parata importante di Salas che tiene salvi i suoi ed ora con il portiere di movimento il Ciampino andrà a caccia del pokerissimo per chiudere l'incontro del Pallaneolù, lo scambio intanto prolungato, possesso palla perfetto quello di gialloneri di mister Daniele Libanes che rischiano sulla pressione avversaria, ma ottima l'uscita, qui però è troppo profonda la palla per Federico Palmeggiani, questa volta era toccato al numero 13 laziale, entrando in campo come portiere di movimento, doppia 4 portieri in panchina ora, ma è solo De Filippis di ruolo. Leleco, Esulito in mezzo, ancora fermato da Diaz che mette in corner, 1,21 da giocare sul cronometro del Pallaneolù. Leleco, Cabessa, Leleco, bucata per Salas che scambia per Esulito che si accentra e scarica il sinistro a 1,11 di mezza, ora lo svantaggio la formazione mantovana. Troppo tardi però, intanto rientra Palmeggiani al posto di Casassa, troppo tardi forse questo secondo gol, chissà quanto rammarico, poteva essere stato il terzo gol se il rigore Casassa non l'avesse deviato con una parata distinto, e 1,11 con un gol da recuperare avrebbe sicuramente cambiato le carte in tavola. Palla di Palmeggiani per Ferretti che non la tiene in campo, pronti a battere il fallo laterale qui del Mantova. 1-0-4 da giocare, sveglia l'urlo, questa volta sponda Ciampino per i collaboratori, giocatori in tribuna quest'oggi per Leleco, Esulito, Leleco, Cabessa, Leleco ancora in fondo da Esulito, 54, Cabessa, giocano con il cronometro ma non possono più di tanto giocare, il Leleco, fuori di poco il sinistro fendente del capitano Casassa, lungo per Joao Salla, rientra tanto ricordi la giocata di Joao Salla, mette in laterale Leleco e probabilmente queste saranno le ultime chance, però con il pallone tra i piedi del Ciampino, la giocata non precisa, vediamo se rientra Salas, laterale, anzi no, ricordi è ripartito Esulito, la giocata tentata, Joao Salla mette in fallo laterale, gira dalla parte opposta, 30 secondi, Salas sul fondo, in mezzo un pallone ancora Casassa a mettere in corner, una partita infinita quella del numero 17 del Ciampino, MVP del match di un Ciampino che si sta portando a casa l'intera posta in palio, 20 secondi, tiro alto di Cabessa e allora si fermano qui, si spengono qui le ultime fiammelle rimaste di un Mantova che incassa la sconfitta numero 13 di un campionato sempre borderline, in fondo alla classifica, con il penultimo posto che ora fa sempre più paura
palla in mezzo, 6 secondi, ancora un corner, sarà probabilmente l'ultimo e poi arriverà la sirena che manderà il Ciampino a casa in terra laziale con i 3 punti in tasca dopo una grandissima partita. Cabeza, Salas, il tiro di Salas velleitario, clima che si spegne con Salas che impreca con se stesso per un'ultima occasione e la sirena che porta la vittoria numero 5 in casa Sporting Ciampino, una vittoria importante per la formazione giallonera di mister Daniel Ibanez. Stefano Testoni, grazie a Futsal TV per le immagini regie. Tra poco andremo a bordo campo per le interviste ai protagonisti del match, la prima giornata di ritorno tra Savia Testa Mantova e Sporting Ciampino. Mirko, complimenti intanto, senza parate, così il vecchio lì può stare anche in panchina. Tutto bene? Sì. E l'Eleco vieni a fare una battuta? Senza parate oggi, L'ultima partita. Perché? Non smontano, è già la squadra va via. Eccoci qua in diretta, allora ovviamente con il piacere di avere qui gli ospiti dello Sporting Ciampino. Mirko, una grandissima partita, hai parato con rigore, tante parate, MVP perché comunque hai tenuto lì i tuoi nonostante il 4-2, però poteva essere sicuramente anche un pareggio perché il Mantova ha tirato, calciato, tu hai parato, però resta la tristezza insomma perché il futuro non è proprio felice in casa Ciampino. Sì, oggi abbiamo giocato contro il Mantova che è una squadra che aveva bisogno di punti e salvezza come la nostra. Sono partiti subito forte, penso che tutti quanti del Ciampino abbiamo fatto una parte di sacrificio, che eravamo in pochi e ci è girato bene, loro hanno preso tante volte i pali che ci hanno aiutato tanto e sì, riguardo il futuro del Ciampino non è dei migliori, adesso vediamo cosa succederà, però appunto noi ogni partita andiamo in campo per cercare di portare a casa i 3 punti, qualsiasi cosa succeda. Oggi 3 punti importanti, complimenti Mirko e buon rientro a tutto il Ciampino. Qui invece a sinistra il capitano Leleco. Oggi come ha detto anche Mirko, lui ha parato tanto, voi avete colpito anche 4-5 legni, un rigore che ha parato sempre lui e avete lottato comunque fino all'ultimo, però anche oggi è arrivata una sconfitta, un clima davvero triste in casa Mantova. Purtroppo arriva un'altra sconfitta pesante, ci siamo preparati questa settimana per questa partita, ma come hai detto te oggi non è girata per noi. Alzare la testa, credere fino alla fine a questa salvezza che è quello che cerchiamo di fare. Questo era uno degli ultimi treni, lo avete perso ma ce ne dovranno essere altri, bisogna montare sul treno e arrivare nella stazione della salvezza. Un Mantova che comunque ha giocato la sua partita perché è partito bene, ha fatto girare bene la palla e sono mancati solo i gol e chissà che arrivino presto per restare qui al Pallaneolù. Esatto, il nostro obiettivo dall'inizio era restare in questa serie, purtroppo stiamo avendo delle difficoltà, però finché possiamo non molliamo. Grazie capitano Leleco, in bocca al lupo alla Mantova. Finisce con la vittoria dello Sporting Ciampino per 4-2 qui al Pallaneolù, l'appuntamento tra 2 settimane ancora qui per il Mantova che vuole salvarsi e lo cercherà di fare fino in fondo. Grazie ovviamente alla regia e ai cameraman di Futsal TV da Stefano Testoni, l'appuntamento tra 2 settimane sempre qui in diretta live dal Pallaneolù.